Malviventi a San Michele di Bassano, un ragazzino di 12 anni si è trovato faccia a faccia con due ladri mentre stava uscendo in giardino per controllare la piscina. Erano le 11:30 di sera. Tutto è durato una manciata di secondi, ma ancora oggi il ragazzino è terrorizzato per ciò che ha vissuto, come ci racconta la mamma, e si chiedono più controlli. Il suo istinto è stato quello di chiudere la porta, quindi non ha visto la direzione né dove fossero saltati né niente, perché è corso da me, praticamente aveva il pallore in faccia, tremava, sono stati momenti terribili. Ho chiamato le forze dell'ordine che sono intervenute in 10 minuti, ovviamente non c'era traccia perché sono andati avanti e indietro per la via una ventina di minuti, ovviamente questi individui saranno scappati sicuramente. Resta il fatto che abbiamo fatto la notte in bianco e il ragazzo è stato scosso. È dura, la notte è lunga da passare e adesso lui ha un trauma a tutti gli effetti, nel senso che anche ieri sera ho detto vai a spegnere la luce nel terrazzo, no, non ci vado, è così, non si può andare avanti. Il discorso è che non ci si sente sicuri e capisco che non si possa avere un H24 di sicurezza, perché per carità, però un po' più di tutela, quella sì.